Una pubblicazione in 3 lingue per raccontare traguardi, transizioni ed eredità della Federazione dei Fogolars del Canada nei suoi 50 anni. Oggi la presentazione del libro e l'annuncio del congresso dei Fogolars del Canada in Friuli nel 2026 per il 50° del terremoto. Sentiamo. Un libro sui 50 anni della Federazione dei Fogolars del Canada, festeggiato nel recente congresso tenutosi ad agosto a Windsor. L'anniversario è stato celebrato anche con una pubblicazione in 3 lingue, inglese, italiano e friulano, curata da Gabriella Colussi Arthur. Primo, i traguardi, i momenti importanti e le transizioni, come la federazione si è evoluta, perché non solo il cambiamento delle generazioni, ma anche perché le regole del Canada richiedono anche cambiamenti negli statuti, e poi l'eredità, come la federazione ha accettato di proprio lavorare con questa associazione ICAP per creare l'archivio, e io anche lì ho fatto la supervisione di questo materiale. In Canada in particolare i friulani sono stati protagonisti di storie enormi, di grandissimo successo, che hanno testimoniato come noi possiamo essere assolutamente orgogliosi di quello che i friulani hanno fatto nel mondo, e in questo caso quello che hanno fatto in Canada. Per l'anniversario del terremoto nel 2026 avete deciso di fare il congresso qui in Friuli? Abbiamo deciso di fare il congresso in Friuli, siccome che si sta attivi dal 76 con le succeduto il terremoto. Abbiamo messo insieme tutti i Fogolars per tirare su fondi per portare in Friuli e aiutare la nostra gente. Un traguardo molto importante, perché vuol dire la consapevolezza di tutte le istituzioni che nascono dal mondo dell'emigrazione friulana in Canada, un mondo dell'emigrazione veramente ricco di tante esperienze, di tante storie, di tante memorie diverse.